19 giugno all'Auditorium, alla Casa delle Imprese di Confartigianato in Viale Amendola a Imola, Rivoluzione Industria 4.0. Lo chiediamo a Paolo Manfredi che cosa intende per Rivoluzione Industriale 4.0. Industria 4.0 è chiamata la quarta rivoluzione industriale ed è sostanzialmente l'integrazione delle tecnologie digitali all'interno della manifattura dei servizi. Siamo partiti dalla rivoluzione del vapore, siamo arrivati alla rivoluzione delle catene di montaggio, per passare poi alla rivoluzione dell'informatica e oggi a questa quarta rivoluzione industriale che tiene insieme appunto il digitale, per cui i dati e le informazioni e la produzione manifatturiera e dei servizi per produrre meglio, per lavorare meglio. In questa rivoluzione Confartigianato a che punto è? Sta andando al passo col tempo? Ma innanzitutto c'è da dire che questa rivoluzione arriva in un momento in cui i mercati mondiali usciti dalla crisi premiano la capacità delle imprese di produrre con alti livelli di varietà e personalizzazione. Di fatto siamo arrivati in un momento storico in cui quelle che erano le caratteristiche degli artigiani, che per molto tempo, diciamo, nel mondo delle produzioni di massa erano stati anche il loro tallone d'Achille, oggi sono invece diventate una ragione di valore che è inseguita anche dalle grandi imprese che sempre più, dall'automotive alle scarpe sportive, tendono a proporre oggetti con un altissimo livello di personalizzazione. Da questo punto di vista, per cui la tecnologia può aiutare le imprese che hanno sempre lavorato sul non standard e sul su misura a essere più competitive, a lavorare meglio, a far conoscere i propri prodotti anche in mercati molto lontani e ad arrivare laddove il mercato richiede. Sarebbe riduttivo pensare soltanto a un mercato online. Esiste ancora la piccola bottega? Esisterà ancora? Assolutamente, noi stiamo sempre più conoscendo casi in cui dalla sperimentazione che magari si faceva tutto online si sta passando all'integrazione fra l'online che magari serve per farsi conoscere, serve per comunicare i propri prodotti, e l'offline che comunque consente di trasferire un'esperienza unica, consente di vedere chi c'è dietro il prodotto che si acquista, consente di raccontare appieno una storia che rende quel prodotto e quel servizio veramente unico. Per cui oggi siamo appunto in una fase di grande trasformazione ed evoluzione delle tecnologie dove non sarà tutto digitale. Sappiamo che non sarà tutto digitale, ma sappiamo che vincerà chi riuscirà a tenere insieme il mondo digitale con il mondo fisico, guardando il più possibile al futuro. Un'ultima cosa, Confartigianato è pronta anche per servire gli artigiani digitali, cioè quelli che invece lavorano con la rete non servendo fisicamente magari un prodotto ma un servizio? Confartigianato innanzitutto crede molto a questa quarta rivoluzione industriale e crede che questa rivoluzione, anche grazie agli strumenti messi in campo dalle politiche pubbliche, possa effettivamente dare una scossa molto forte agli artigiani e accrescere la loro competitività anche nel futuro. Questo riguarda i produttori di beni fisici, riguarda i produttori di servizi anche immateriali, compresi i servizi digitali, riguarda, io credo, sempre più anche quelle start-up che sono partite pensando, diciamo, di costruire un'economia in qualche modo alternativa al mondo della produzione manifatturiera e che oggi si trovano a distanza di qualche anno ad essere di fatto delle piccole imprese di servizi digitali avanzati che Confartigianato si candida a rappresentare e a servire.
Claudio Manuzzi, responsabile commerciale dei Fair Leasing SPA, perché l'intermediario finanziario serve assolutamente nella rivoluzione digitale. Serve, Fair Leasing da oltre 30 anni a fianco al Confartigianato, è sempre stata a fianco delle imprese per sostenerle nei propri investimenti fissi. Oggi ancora di più, perché la rivoluzione industriale, la 4.0, permette alle imprese di potersi avvicinare e implementare le proprie posizioni. Fair Leasing è presente in Italia grazie al gruppo Société Générale che permette di poter finanziare le imprese nei loro investimenti fissi. Come deve evolversi l'artigiano in questo nuovo mondo digitale? Ma l'artigiano deve sfruttare, utilizzare questo momento che permette loro di poter usufruire di vari incentivi, che passa dal superammortamento, iperammortamento, agevolazioni della Sabatini-Ter, per adeguarsi al nuovo mondo, e noi siamo a fianco delle imprese, degli artigiani, per finanziarli, per aiutarli in questo. Quindi siete in grado anche di aiutarli fisicamente, perché oggi servono poi risorse economiche. Risorse economiche che sono sicuramente in questo momento più che mai necessarie, e proprio per questo noi siamo qui a fianco della Confartigianato per Emilia Romagna e del Confartigianato di Bologna per appunto svolgere questo impegno. Onorevole, gli artigiani si stanno preparando alla rivoluzione digitale. L'Italia è pronta? L'Italia si sta preparando, insomma, noi non siamo gli ultimi perché siamo la seconda manifattura in Europa, abbiamo aziende che sono leader e che quindi già da tempo si misurano con Industria 4.0, quindi abbiamo sicuramente alcuni gap da recuperare, però siamo ben piazzati. Cosa serve per stare sul mercato oggi in generale? Perché forse il prodotto non è più sufficiente. Ma serve fare molta formazione, informazione, avere consapevolezza di ciò che ci aspetta, e serve soprattutto far leva sul tessuto delle piccole e medie imprese, che sono una ricchezza e che io penso e sono convinto che non rappresentino un limite per questa nuova scommessa. Si può regolarizzare però la rete un domani? Sì, la rete è il nostro futuro, insomma, e quindi bisogna investire molto sulla rete, bisogna sapere che molte delle scommesse che noi stiamo facendo passano attraverso la rete, la digitalizzazione, la conoscenza dei dati, l'elaborazione di quei dati, la sicurezza di quei dati, e su questo noi stiamo lavorando perché siamo consapevoli che questa è la scommessa. E oggi si dimostra ancora una volta che magari il privato è più veloce del pubblico. Sì, il privato è sicuramente molto dinamico, da solo però non ce la fa, e non ce la fa soprattutto nella realtà italiana, dove la piccola e piccolissima impresa è diffusa, quindi ha bisogno di una regia, che è una regia che deve essere pubblico-privato, e nel progetto di Industria 4.0 c'è un'attenzione particolare su questo. Tonino Ghetti, come ci si prepara alla rivoluzione 4.0? Bisogna prepararsi con grande determinazione, perché questo per il mondo dell'artigianato è un grandissimo passo, una grandissima opportunità. Noi lavoriamo nel mondo dell'industria da oltre 40 anni e ci rendiamo conto che solo oggi e per la prima volta c'è una grande opportunità per il mondo dell'artigianato. Ci sono i soldi, ci sono le modalità di pagare con calma attraverso i leasing, e c'è l'opportunità di avere un ammortamento che non c'è mai stato in Italia. Questa grande opportunità bisogna sfruttarla e cavalcarla al meglio, nonostante il mondo dell'artigianato italiano abbia delle caratteristiche ben precise, che da una parte è il suo vantaggio, dall'altra è una scelta entrare nel mondo dell'industria 4.0 che fa fare un salto di grande qualità, ma bisogna autoviolentarsi, perché l'artigiano deve fare un salto di qualità in un mondo che non gli è congeniale, che è quello dell'automazione, della realtà aumentata, della realtà virtuale. Le piccole e medie aziende sono abituate a cose pratiche, quindi bisogna spiegarli, assisterli e portarli per mano fino al raggiungimento dell'obiettivo.
Un consiglio l'ha già dato, forzarsi, no? Un altro consiglio pratico per accelerare in questo passaggio, perché chi non prende il treno rimane poi indietro. Sì, un consiglio pratico è di non aver paura, di non spaventarsi davanti a queste proposte tecnologiche, perché quando uno affronta questi argomenti si paragona alla grande e media azienda che già fa questo da anni. Non è così. Bisogna affrontarlo piano piano, la Confartigianato li prenderà per mano, li aiuterà a crescere, li aiuterà convincendosi che è uno strumento che gli fa fare un salto di qualità e gli farà fare anche più guadagni. Una sfida da cogliere per le imprese, vantaggi e opportunità, Rivoluzione Industria 4.0, organizzato da Confartigianato Area Metropolitana di Bologna a Imola. Segretario, è importante guardare avanti, voi lo state già facendo proprio per aiutare le imprese. Sì, la grande sfida di Confartigianato Bologna Metropolitana è quella di accompagnare il sistema delle piccole e medie imprese in questa fase di grande cambiamento, far sì che tutto il sistema economico giunga in maniera puntuale a questa grande sfida, che è una sfida epocale e sicuramente segnerà un'occasione di grande sviluppo non solo del nostro sistema territoriale ma del nostro Paese. Più difficile imprimere la volontà di cambiare alle imprese perché è una cosa nuova, o è più difficile farlo effettivamente? Storicamente le rivoluzioni industriali hanno portato sempre novità e hanno portato sviluppo della comunità. In questo particolare momento di cambiamento della società civile siamo convinti, proprio con l'integrazione che deve saper fare Confartigianato Bologna Metropolitana fra il mondo universitario, la formazione, il collegamento sul territorio, non trascurando la socialità, di assicurare al sistema della piccola e media impresa la grande capacità di lavorare in rete, di rafforzare quelle che sono le specificità dei loro prodotti, che sono prodotti di eccellenza. Ricordo a tutti che il fare artigiano, il produrre in qualità fa parte della nostra storia, fa parte della nostra cultura. Confartigianato è pronta per sé? Confartigianato si sta rimboccando le maniche, come facciamo tutti, attenti e sensibili a una fase dove sicuramente tutti dobbiamo muoverci con grande cautela, tutti dobbiamo muoverci in un sistema di rete con tutti gli strumenti della formazione che il sistema paese può offrire. Solo in questo modo crediamo che possiamo assicurare un sistema di imprese di qualità, produzione di qualità da offrire al mondo.